Bene, allora buongiorno a tutti, benvenuti nello spazio della Regione Veneto. Quest'anno è 30 anni che si fa questa manifestazione. Brevissima introduzione, solo per introdurre Desirée Zucchi. Questo titolo va bene per chiunque, 5 buoni consigli per farti ascoltare, che non è sempre facile anche per comunicare, che è importantissimo sia per voi ma anche per noi che lavoriamo nella pubblica amministrazione, per chi lavora in azienda. Si parla di storytelling, insomma di un modo che è diventato fondamentale. Se non si riesce a comunicare a volte sembra che non si faccia niente, è un problema che ha anche la pubblica amministrazione, è per questo che abbiamo invitato qui, ringrazio Desirée Zucchi, e che poi faremo anche un percorso fra l'altro all'interno proprio della regione su questo tema. Sarà un'oretta interattiva, mi pare, sì, insomma, ma adesso Desirée vi presenta, quindi buon lavoro, grazie. Grazie dottor Romano, grazie alla Regione del Veneto, grazie a Veneto in Azione per questo progetto che mi coinvolge, ma in realtà che ci coinvolge e che vi coinvolge, perché quello di oggi si chiama Lab Show, non a caso. Voi vedete che c'è un palcoscenico, quindi in automatico la testa va allo spettacolo, giusto? Non solo, ma è un laboratorio, perché non sarà una lezione frontale, ma sarà un qualche cosa che vi coinvolgerà sia come pubblico sia come persone sul palcoscenico. Ora, voi sapete che parlare in pubblico fa un pochino paura di solito, è così? Vediamo se qualcuno fa sì dietro la mascherina o alza la mano, eccetera. Ma quali sono le cose che spaventano di più secondo voi? Provate a dirmelo anche se c'è un po' di brusio di fondo. Che cosa vi spaventa di più dell'idea del palcoscenico? Io posso azzardare un'ipotesi. Il fatto che vi dobbiate mostrare, ok? È l'esporsi che fa paura, giusto? Ok, vedo un po' di sì. Io in realtà vorrei che trattassimo questa mattinata, questa oretta insieme, innanzitutto come un momento per prendere alcuni spunti di cui fare tesoro per migliorare il modo in cui mi pongo con gli altri, quindi mi faccio poi ascoltare, ma soprattutto che pensassimo il public speaking come uno sport. Qualcuno di voi fa sport? Vedo tante braccia incrociate, fatemi già dire che la postura dell'incrocio è sono timido oppure ho un po' paura, anche se il palco è qui e non è lì. Quindi mi piace ribaltarla questa cosa, proviamo a vederla a specchio. Voi siete il palcoscenico, io sono il vostro pubblico. Apritevi un attimo, facciamo un esercizio insieme. Apritevi un attimo, ok. Se potete lasciare le cose per terra, vi faccio anche alzare in piedi. È una cosa che ci fa scaldare, Oh, là, ci sciogliamo un po'. Abbiamo detto che stiamo facendo sport tutti insieme, ci sciogliamo, con il corpo. Tanto siamo distanziati. Ci apriamo molto bene, le spalle. Facciamo come se ci fosse un cavo d'acciaio sulla nostra testa che ci tiene dritti. Quindi vedete che il mento in automatico sta dritto. Non sarà questo, ma sarà così. E la prima cosa, abbiamo gli occhi, ci facciamo vedere, guardiamo gli altri, ma soprattutto abbiamo il nostro modo di stare, ok? Fatemi fare anche un po' la filosofa. Abbiamo il nostro modo di stare al mondo, le parole provengono da noi. Se siete qui è perché credete nel potere delle parole, impariamo a usarle prima di tutto con il nostro corpo. Per fare questo io avrei bisogno anche di un volontario o di una volontaria sul palcoscenico che faccia con me l'esercizio insieme al pubblico. C'è qualcuno che si candida? Eccola, bravissima. Le donne poi dicono di no, le donne rompono sempre il ghiaccio. Allora vieni pure qui, ti do un microfono. Ci dici il tuo nome, puoi togliere la mascherina e poggiarla lì se vuoi sulla tua sedia e stiamo distanziate, che così... Come ti chiami? Abbiamo un microfono spento, Federica. Ok. Federica. Ok, Federica, allora guarda il pubblico, stai dritto insieme a me e assumiamo una posizione che io chiamo del pistolero. Avete presente? Questa cosa qui. Perché facciamo questo? Prova a metterti anche tu così. Perché spesso nel parlare da un palcoscenico abbiamo in mano un oggetto e l'altra mano ci serve per gesticolare. Se cominciamo a far ruotare le nostre mani, no, sopra la testa o fare altro, confondiamo un po' anche la nostra audience. Quindi impariamo anche un pochino a tenere la postura. Le gambe
i piedi sono all'altezza delle anche perché mi danno stabilità. Io furbamente non ho messo i tacchi oggi perché sono su un palco che è già molto alto rispetto a voi, non ho bisogno di elevarmi e in più il tacco dà instabilità. La prima cosa per essere a proprio agio è essere vestiti in un modo che mi fa sentire, come dire, me stesso davanti agli altri, avere una, come dire, posizione, no, di postura che non mi dà problemi, non devo pensare a come sono fisicamente, ma solo a quello che dico. Questo è già uno dei piccoli consigli. Voi non avete idea di quante volte gli speaker scelgono i loro vestiti la mattina stessa di un evento, oppure cambiano scarpe all'ultimo momento e poi si trovano così e non ricordano cosa devono dire. Quindi grazie Federica, sei perfetta. Cosa facciamo fare al pubblico insieme a te? Gli facciamo respirare profondamente, io ho il microfono quindi non lo faccio. Fate 3 lunghi respiri profondi. Ok. Vi aprite bene, voglio le spalle aperte, il petto in fuori, come quando fate sport. Fallo anche tu, mi raccomando. La respirazione, intesa come qualcosa di più di quello che stiamo facendo adesso, ma intesa anche come meditazione, aiuta tantissimo a centrarsi, perché la cosa che, diciamo, l'agitazione parte da qui, dal diaframma. Il diaframma è il muscolo che ci permette di respirare. Se riusciamo a distenderlo, iniziamo la nostra attività molto meglio. Ora, io ho bisogno più di te che di loro in questo momento, quindi li facciamo sedere. Ti darò una busta, Federica. Tu puoi lasciare un attimo il microfono e aprire la busta. No, lascialo pure acceso se vuoi. Te lo tengo io. Ah. Leggiamo cosa c'è in questa busta. Prego. Il mare è tutto azzurro. Leggimi il titolo. Ah, scusate. Leggi questa poesia con diversi toni emotivi. Ok, perfetto. Allora, abbiamo dato un compito a Federica, però prima di farle fare questa lettura, io vorrei farvi vedere una cosa. Cosa fate quando fate sport? Quali sono le 3 caratteristiche che vi permettono di diventare bravi in uno sport? Provate a dirle. Per diventare bravi cosa dovete imparare? Allenamento. Bravissima. Allenamento. Poi ci sono delle tecniche, probabilmente. Sì. E c'è una preparazione. Ok? Quindi noi adesso stiamo andando a vedere che cosa ci permette di mettere in campo la preparazione, soprattutto per un public speaking. Le tecniche e poi l'allenamento sarà qualcosa che bisognerà fare e ripetere più volte. Non si impara una sola volta, voi prendete i consigli che vi diamo oggi, ma poi dovete, come dire, addestrarvi sistematicamente, anche durante un'interrogazione a scuola, per dire, perché parlare in pubblico non è solo il palcoscenico, ma è anche essere in classe davanti ai propri compagni. Allora, vediamo. Qui scorre molto veloce. Eccola qui, la performance. Vieni pure con me qui Federica e ti faccio vedere da cosa dipende la nostra comunicazione, il percepito del pubblico. Prima di tutto, come vedi, dalla tua posizione corporea, lo vedi al 55%. Cosa leggiamo qui? Prova a dirli tu. Postura, sguardo, mimica facciale, look, prossemica, movimento. Voi sentite bene Federica? Ok, perfetto. Allora, tutte queste cose cerchiamo un attimo di capire che cosa significano. Anzitutto, la postura l'abbiamo vista insieme, ok? La mimica facciale, prova a metterti a fianco a me, rivolta verso il tuo pubblico. Questo è un altro segreto che dovete imparare molto bene, non dare mai le spalle, ok? Essere frontali, anche questo fa parte dell'assertività, no? Di essere tu di fronte a qualcun altro. Poi la mimica facciale. Il sorriso induce gli altri a sorridermi. Se io sono così, comunico qualcosa di molto serio, giusto? Non comunico autorevolezza, comunico che sto pensando a qualcosa che mi rende serio. Quindi adesso applicheremo su Federica un bellissimo sorriso.
che lei non si toglierà più dal suo viso, ok? Poi abbiamo detto la prossemica. La prossemica è il modo in cui mi relaziono allo spazio, la distanza. Io ho fatto avvicinare Federica perché fisicamente noi adesso siamo al centro del palco e abbiamo una simmetria su questo palcoscenico. Se io stessi qui e lei stesse lì, qualcosa non vi tornerebbe, vero? È vero. C'è una questione anche di, diciamo, di estetica e di equilibrio, no? Nella gestione della nostra posizione nello spazio. Ma c'è un'altra cosa. Adesso io e Federica siamo alte quasi uguali. Ma se Federica fosse molto più alta di me e io stessi qui, vi assicuro che mi sentirei molto più piccola di lei. Siete d'accordo? Io dovrei guardare Federica così. E questo cosa implica? Una disparità. Esattamente, mi metto già in una posizione di inferiorità o viceversa di sfida. Passatemi il paragone, avete presente il Chihuahua col Doberman? Ecco, io sarei il Chihuahua che fa adesso ti distruggo. No, non funziona, ok? La prossemica ci permette di creare quella che si definisce anche nel teatro una bolla di distanza e una bolla del mio spazio. Io ho uno spazio naturale attorno a me che mi consente di sentirmi nella mia zona di comfort. Ok, quindi troviamo la bolla e la prossemica di Federica su questo palcoscenico. Sei a tuo agio? Sì, Perfetto. L'altra parte è la comunicazione paraverbale, 38%. Cosa vuol dire? Vuol dire che molto spesso il come dico le cose conta più di quello che dico. Non significa che possiate non studiare i contenuti di storia e raccontare molto bene qualsiasi fiaba vi venga in mente, perché il contenuto comunque ha un peso, ok? Lo vediamo lì, 7%. Però significa questo, che se io vi dico no, sono tranquilla, no, sono tranquillissima, voi credete alla voce, al corpo o a quello che sto dicendo? A cosa credi tu? al corpo. Al corpo, e poi se ti dico sono tranquillissima, a cosa credi? Non ci credo perché non eri sicuramente tranquillo. Credi alla voce, credi a come sto dicendo la mia cosa. Questa è una piccolissima dimostrazione che quello che vi dico forse può essere vero, ok? Quindi con te adesso affronteremo, diciamo, le prime due cose. La postura l'abbiamo vista, ci mettiamo al centro di questo palco, ti lascio da sola, e mi leggerai il testo della poesia che c'è scritto lì. È una poesia di Sandro Penna, che è un poeta, diciamo, dei primi del Novecento, vedo dei sì, io lo amo moltissimo, quindi scrive dei componimenti molto brevi e molto diversi da quelli dei poeti di quell'epoca, perché sono molto chiari, hanno una lingua molto, molto semplice. Prego Federica, inizia a fare questa lettura, poi vediamo insieme alcune cose. Il mare è tutto azzurro, il mare è tutto calmo, nel cuore è quasi un urlo di gioia e tutto è calmo. Molto bene. Cosa vi ha comunicato Federica? Sentiamo, io so che le mascherine inibiscono molto, fanno sembrare che non abbiamo voce. Prego. Facciamo... Ma chiediamo magari a Enrico se vuole il fonico, ecco qua. Eccolo. Grazie. C'è qualcuno che mi vuole dire che cosa ha trasmesso Federica, se c'è un'emozione particolare oppure no? Nessuno? Come vi è sembrata? Vi ha comunicato uno stato d'animo oppure Scelgo no? un volontario? Sì, Calma, calma. calma, sono molto d'accordo. Era quello che pensavi di mettere nel testo? Non ho pensato a niente, a dire il vero. Sei stata forse influenzata dalle parole, perché questo testo lo dicono chiaramente. Vedete? Vedete che c'è qualche problema con il cambio, ok. Il mare è tutto azzurro, il mare è tutto calmo. Nel cuore è quasi un urlo di gioia e tutto è calmo. Ritorna molto questa cosa e ti ha un po' influenzata probabilmente nella lettura. Ora però vorrei che tu cambiassi questa lettura, diciamo, dando una connotazione diversa. Proviamo a capire che cosa voglio dire. Nella comunicazione paraverbale abbiamo diversi stili di comunicazione che possono essere da quello
simpatico, cioè quello più normale, il modo in cui sto parlando adesso io con voi, a quello dell'empatia. L'empatia è quando voglio suscitare commozione, per dire, o voglio comunque entrare in relazione molto forte, intima con qualcuno. C'è una comunicazione di autorevolezza, questa di solito si usa nelle aziende, no? Quando c'è il capo che vuole dire come vanno fatte le cose, o quando c'è ad esempio un insegnante che deve un attimino strigliare così i suoi allievi. E poi c'è la passione. Ora, vogliamo dare a Federica un compito? Qualcuno di voi mi dice con quale stile bisogna che Federica legga questo testo adesso? Sceglietene uno tra i 4 che vedete. Tra l'altro sono, come vedete, denominati con dei colori da Ciro Imparato, che era un doppiatore e coach vocale, che aveva creato un po' questa distinzione. Vediamo se c'è qualcuno che ci dà un'intenzione emotiva. Il giallo è quello simpatico. Il giallo è quello simpatico, quindi dovresti cercare di togliere. Qual è l'esercizio? Togliere la calma. Prima abbiamo detto che c'era molta calma, che forse era sull'empatico, vero? Se dovessimo scegliere, dove lo collochereste? Nell'empatia, la lettura che ha fatto prima. Proviamo con la simpatia. Il mare è tutto azzurro, il mare è tutto calmo, nel cuore quasi un urlo di gioia, e tutto è calmo. Siete d'accordo con la simpatia o è sforato in qualche altra casella, leggendo quello che c'è scritto qui? Il tono della voce com'era? Alto o basso? Alto, giustamente. Tono alto. Il ritmo? Veloce. Tono alto, ritmo veloce. E il volume? Alto. Vedi che siamo nel rosso. Abbiamo sforato nel rosso. È molto difficile essere imparziali, ok? Leggere un testo in maniera simpatica, cioè senza voler esprimere qualche cosa, ma con la normalità. È quasi più difficile che non farlo con uno stato emotivo diverso, ok? Questo perché abbiamo quasi sempre un sentimento, qualcosa che vogliamo comunicare. Vogliamo farlo con autorevolezza? Difficile, perché è un testo che non si presta, diciamo, a una lettura autorevole. Vogliamo provarci? Leggi prima cosa c'è qui, guarda. Volume medio, tono basso, ritmo medio, pause nette. Cosa significa? Pause nette, Devo fermare, aspettare. molto stentorea, ok? Tono basso. Si fa fatica ad abbassare il tono quando si è donne, ma si può provare. Ok? Prova. Il mare è tutto azzurro. Il mare è tutto calmo. Nel cuore è quasi un urlo di gioia e tutto è calmo. Ma intanto un applauso a Federica perché la stiamo torturando. No, brava, cosa ve ne pare? Ha abbassato il tono? Sì, era basso. Ha rallentato il ritmo? Sì. Era autorevole? Abbastanza, ok? Vedo dei sì e dei no. Allora, probabilmente ti aiuta di più anche una postura in questo senso, lo sguardo rivolto al pubblico, e dove tu sancisci qualcosa, ok? Prova a sancire, lo facciamo un'ultima volta, eh? Prova a dire che sei tu che stabilisci questa cosa e che in qualche modo, non dico che stai dando un ordine, è come se tu stessi dicendo altro. Prova a non pensare al significato del testo, ma al come lo vuoi trasmettere. Tu potresti dire anche qualsiasi altra cosa, ma lo dici in tono autorevole. Vediamo come viene. Il mare è tutto azzurro. Il mare è tutto calmo. Nel cuore è quasi un urlo di gioia e tutto è calmo. Beh, direi molto meglio. Cosa dite? Vero? È riuscita a spezzare il testo in modo da farlo diventare quasi una marcia, no? Il mare è tutto azzurro, il mare è tutto calmo, nel cuore è quasi un urlo di gioia, e tutto è calmo. Io ho fatto una cosa diversa.
ho usato tanto le pause e più che autorevole ho cercato di essere empatica e autorevole. Ok? Allora, portatevi a casa 2 cose fondamentali da questo. La prosodia è una parola latina e indica proprio il come uso il ritmo delle mie parole, le pause. La cosa principale spesso di una comunicazione per riuscire, diciamo, ad adoperarsi nel cambiamento di questi toni è proprio la pausa. Un segreto: se volete farvi ascoltare da qualcuno che vi parla addosso, che fa altro, state in silenzio. Qualcuno di voi sta guardando il cellulare? Voglio richiamare la sua attenzione? Sto così. Vi assicuro che il silenzio richiama molto di più che alzare la voce. Vero? Okay. Allora, grazie a Federica, la salutiamo con un applauso. Grazie. Puoi riprendere la mascherina, la busta, quello che vuoi. Mi lasci il microfono e io chiamo un altro volontario. Vediamo se c'è qualcun altro in sala che vuole raggiungerci. Non faremo una cosa difficilissima, quindi coraggio. Sicuramente se fosse un maschio, visto che saremo 3 o 4 sul palco, sarebbe bello anche alternare. C'è una voce maschile che vuol prestarsi? Vediamo un po'. Proviamo a vedere qualcuno di voi che ragiona per obiettivi e strategie. C'è qualcuno che è particolarmente interessato ad una comunicazione strategica e che va per obiettivi, diciamo, per intenzioni? Posso provare a scegliere io tra di voi? Facciamo così? Allora, vediamo un po'. È come a scuola, si guarda per terra, vero? Vuoi venire tu? Sì. Adesso scapperanno tutti, vedrai. Guarda, puoi togliere la mascherina, ti do la tua busta, puoi aprirla e poi ci leggi il contenuto. Intenzioni. Definire l'obiettivo, definire il pubblico, variare intenzioni emotive. Pubblico. Scegliere chi è il personaggio che interpreta il testo di Greta Thunberg. Ok, allora, parliamo di intenzioni. Quando comunico, sì, mi dicono di tenere il microfono un pochino più vicino, perfetto. Come ti chiami? Marco, perfetto. Marco, di la verità. Più vicino ancora? Ok. Marco, dici la verità, era più brutto visto da lì che da qui, il palcoscenico, no? Sì. Fa un po' meno paura qua, dai. Sì, fa un po' meno paura. Ok. Allora, quando parliamo di intenzioni, di che cosa parliamo? La nostra comunicazione mira ad un risultato, ad un obiettivo, ok? È molto simile a quello che abbiamo visto prima con Federica, ma è uno sviluppo ulteriore, quello che vi sto chiedendo adesso. Intanto dobbiamo definire chi è il nostro pubblico, perché se non sappiamo con chi sto parlando, non posso mettermi in un legame in relazione con lui. Funzionano molto bene i touch point, adesso vedremo cosa sono, i punti di contatto con il pubblico, ok? Quindi noi potremmo giocare un attimo con il pubblico e farci dare alcune indicazioni. Allora, io vorrei che tu leggessi un testo, vi faccio vedere poi che testo è una cosa che secondo me conoscete già, e che ce lo leggessi come se tu fossi però un altro personaggio, non quello che vedremo adesso tra poco. Lui sa già chi è perché l'ha letto sul foglio. Vediamo quindi che cosa significa per te usare le intenzioni. Userai delle tecniche di public speaking che sono un po' quelle che abbiamo visto prima, quindi facciamo tesoro di quello che abbiamo imparato con Federica, definiamo l'obiettivo della tua comunicazione e conosciamo il nostro pubblico. Allora, io vorrei che tu leggessi niente poco di meno che il finale del TED Talk tenuto da Greta Thunberg a Stoccolma nel 2018. È un finale molto potente, non so se qualcuno lo conosce?
Non mi pare, vero? Non l'avete visto? Allora, se avete occasione, provate a cercarlo perché è un testo molto bello, ovviamente sulla sostenibilità, che è un tema molto caldo di questo momento. E quindi vediamo un po' come potresti rendere questo testo. Per farlo ci facciamo aiutare dal pubblico. Eventualmente ho anche una penna da darti. Vogliamo che il nostro Marco legga questo testo come se fosse non Greta Thunberg, ma chi? Proviamo a dare anche una definizione generica, non necessariamente un personaggio, non Fedez voglio dire, ma una definizione generica, non lo so. Un imprenditore, Prova a dire tu se c'è qualcuno che ti ispira. Ma potrei provare con un imprenditore, però non saprei. Un imprenditore di che settore eventualmente? Prova a leggere qua. Chi è il nostro personaggio? Non lo so, settore industriale proprio. Un imprenditore di un grosso settore industriale, ok. Che fa sostenibilità evidentemente, Sì. no? Ci crede in questa cosa. A chi sta parlando? Ai finanziatori, possibili finanziatori. A dei possibili finanziatori. Quindi attenzione, stiamo entrando nell'area del pitch. Cioè faccio un talk per ottenere qualche cosa in cambio, ok? Molto importante. Quali sono le tue intenzioni, quindi? Ottenere finanziamenti. Perfetto. Allora, riassumendo, abbiamo un imprenditore di un settore industriale che opera anche in termini di sostenibilità. Sta parlando degli investitori per avere un finanziamento. Quindi che cosa dovrai fare? Se dovessimo guardare questa tabella, che tono vorresti scegliere? Il blu, l'autorevolezza. Probabilmente sì. Vediamo dopo. Vai, prova a farci questo speech. Invece di affidarci alla speranza, dedichiamoci all'azione. A quel punto, e solo a quel punto, avremo ragioni per sperare. Oggi consumiamo 100 milioni di barili di petrolio al giorno. Non ci sono politiche a imporre che questo cambi. Non ci sono regole che ne impediscano l'estrazione. Quindi non potremo salvare il mondo rispettando le regole, perché sono quelle regole a dover essere cambiate. Deve cambiare tutto e il cambiamento deve iniziare oggi. Grazie. Ok, qui parliamo di un tema diverso da quello di prima. Ok, tutto quello che abbiamo detto a Federica ce lo dobbiamo portare su questo palco anche adesso, ma ti invito a fare un distinguo tra una frase e l'altra. Proviamo a leggere una frase con un tono autorevole e un'altra con un tono invece tra l'empatico e il passionale. Ok? Se voi avete presente Greta Thunberg, lei è molto dritta nella sua comunicazione, no? Questa cosa quasi mette in soggezione, se ci fate caso, è vero? Perché ti guarda dritto e non cambia mai, è abbastanza monotona. Tra virgolette, mette soggezione. Non è una cosa sbagliata, evidentemente, ma qui vogliamo essere qualcun altro, siamo un imprenditore. Allora io ti invito a fare la prima frase con passione ed empatia, un mix. Va bene? La seconda, invece, autorevole, blu. La terza e la quarta, di nuovo, con passione. Quindi se vuoi leggerti un attimo come sono le caratteristiche, le leggi anche al pubblico. Verde, fiducia, empatia, volume medio-basso, tono basso, ritmo lento e pause esitanti, rosso, passione, volume alto, tono medio, alto, ritmo incalzante, pause brevi, blu, autorevolezza, volume medio-alto, tono basso, ritmo medio e pause nette. Quindi come studiamo questo testo? Quello che facciamo di solito nel public speaking, quello che suggerisco io ai miei speaker, è di mettere un simbolo a fianco alla frase. La prima la facciamo con empatia, mettiamo una E e io lì so che userò un ritmo lento, delle pause esitanti e un volume basso, ok? È difficile da memorizzare subito, però il nostro Marco ci proverà e sarà bravissimo. Sulla seconda ci mettiamo una bella A. L'autorevolezza mi porta soprattutto ad avere un volume più alto, mantenere il nostro tono basso, volume alto e aumentare il ritmo, ok? Le pause sono nette, marziali. E poi andiamo invece sul rosso, dove abbiamo di nuovo un volume alto e un ritmo un po' più incalzante. Però ti invito anche a fare una bella pausa tra la penultima frase e l'ultima.
Le pause sul testo si segnano con 2 righe, ok? Un po' come quando facciamo la lettura delle poesie, le figure retoriche, c'è l'enjambement, tutte le cose che conoscete già. Vai Marco, proviamo. Invece di affidarci alle speranze, dedichiamoci all'azione. A quel punto, e solo a quel punto, avremo ragioni per sperare. Oggi consumiamo 100 milioni di barili di petrolio al giorno. Non ci sono politiche a imporre che questo cambi. Non ci sono regole che ne impediscano l'estrazione. Quindi non potremo salvare il mondo rispettando le regole, perché sono quelle regole a dover essere cambiate. Deve cambiare tutto e il cambiamento deve iniziare oggi. Grazie. Ok, allora, concentriamoci un attimo. Avete visto differenze? Qualcosa? Si può fare di più? Federica, che è ormai un'esperta, giustamente dice, ma forse si può fare qualcosa di più, ok? Allora, come facciamo a concentrarci? Potresti usare un'altra tecnica, scegliere un pubblico diverso. Guarda che questa è forte, eh? La prima frase la diciamo a qualcuno con cui sei molto dolce e tenero. Chi è? Bella domanda. Senza farci gli affari tuoi, voglio dire, ma non so, qualcuno della tua famiglia a cui sei molto vicino, non lo so. Non lo so, è una mia amica stretta magari. Oh, bene, mi piace molto questa cosa qua. Ok, qualcuno avrebbe detto il gatto, il cane, attenzione, ci sta anche quello, ci sta. Ok, un'amica stretta. Il secondo ai gli investitori. Il terzo e il quarto, di nuovo l'amica stretta. Ok? Ma pensaci veramente a lei, Va bene. Devi vedere la sua faccia, lei è qui nel pubblico, questa cosa la stai dicendo solo a lei. Andiamo solo con la prima frase, vai. Invece di affidarci alla speranza, dedichiamoci all'azione. A quel punto, e solo a quel punto, avremo ragioni per sperare. Ma tu cosa vuoi ottenere da questa amica qui? No, perché dobbiamo capirlo l'obiettivo e le intenzioni. Sì, giusto. Cosa vogliamo ottenere da lei? Qualcosa di più di un'amicizia. Oh, che bello! Un applauso a Marco che si è confessato, dai. Ma lei è qui in sala? No. No, non c'è, No. vabbè. Ok, allora siamo tranquilli. Senti, io faccio un po' le parti di lei. Non mai molto convinta, Ok, dai. Possiamo... Tu pensa che non le stai dicendo questa cosa qua? O pensa che la stai dicendo su un altro tema? Non su quello della sostenibilità, glielo stai dicendo su un'altra cosa, ok? Trasforma questo testo in qualcosa che ti può servire. Vai. Invece di affidarci alla speranza, dedichiamoci all'azione. A quel punto, e solo a quel punto, avremo ragioni per sperare. Oh, ma, scusa, è bravissimo. E questo testo, adesso letto così, e l'abbiamo improvvisato, voglio dire, a un'amica è tutt'altra cosa, anche se leggete le parole diventa tutta un'altra cosa. Tu stai dicendo ad una persona a cui vuoi bene, senti, invece di affidarci alla speranza, dedichiamoci all'azione. All'azione. A quel punto, solo a quel punto avremo ragioni per sperare. Ok? Ancora più amore devi metterci dentro, va bene? La seconda l'hai fatta già bene, quindi io quella non te la farei rifare. Andiamo sulla terza e siamo di nuovo tu e la tua futura fidanzata e deve cambiare tutto, ma soprattutto lei deve lasciare l'altro, ok? Deve lasciare l'altro, siamo d'accordo? Vai. Deve cambiare tutto e il cambiamento deve iniziare oggi. Grazie. Oh, un applauso a Marco. Allora, vedi che quando ti metti nei panni di qualcuno, adesso abbiamo scherzato, ma è una tecnica, Pensare a chi sto parlando, scegliere il mio pubblico e sapere come devo dirgli le cose. Io tante volte quando devo pensare a qualcuno a cui voglio bene penso a mia nonna, insomma tiro fuori dei personaggi che se solo lo sapessero, le persone con cui sto parlando, non so come la prenderebbero, ok? Però questo deve cambiare tutto, andate a vedervelo detto da Greta, perché è abbastanza impressionante, deve cambiare tutto. E il cambiamento deve iniziare oggi. Detta così, con la gestualità, con lo sguardo, ok? Cosa dici? Vuoi provare a rifare un'ultima volta? Va bene, dai. Lo facciamo? Questa volta mi raccomando, anche il corpo deve seguire l'azione. Facci vedere che vai in avanti quando c'è la tua
futura sposa, ok? Torna indietro quando ci abbiamo i finanziamenti. Deve cambiare tutto, me lo dai qua, ok? E il cambiamento deve iniziare oggi. La pausa vi salva. La pausa è la cosa principale dell'interpretazione. Vai, Marco. Invece di affidarci alla speranza, dedichiamoci all'azione. A quel punto, e solo a quel punto, avremo ragioni per sperare. Oggi consumiamo 100 milioni di barili di petrolio al giorno. Non ci sono politiche a imporre che questo cambi. Non ci sono regole che ne impediscano l'estrazione. Quindi non potremo salvare il mondo rispettando le regole, perché sono quelle regole a dover essere cambiate. Deve cambiare tutto. E il cambiamento deve iniziare oggi. Grazie. Bravo Marco, grazie. Grazie mille. Allora, non so se ti porti a casa più una fidanzata o un finanziamento da oggi. Il fidanzamento o la fidanzata? Non lo so, però sei stato molto bravo e molto coraggioso. Grazie mille. Lasciaci pure il microfono, prendi la mascherina e la tortura continua. Abbiamo ancora un candidato da portare sul palco e io penso che ci divertiremo molto con questa prossima busta che vi proporrò, perché andiamo a lavorare veramente anche sul testo, sul personaggio, ok? Se siete rimasti è perché vi piace e quindi io vi inviterei a venire sul palco. Se no faccio scegliere a Marco, decide lui chi viene su. Quindi attenzione ai suoi amici. Chi vogliamo? Una ragazza, un ragazzo? Vuoi venire tu? Sì? Sei sicuro? Dai, vieni. Vieni, che prima ho visto che speravi che ti chiamassi, poi invece ho allungato indietro. Bravissimo. Puoi togliere la mascherina, ci dici il tuo nome? Mi chiamo Giancarlo. Giancarlo. Ok, perfetto. Allora, Giancarlo, ti do una busta. Tu la apri con calma e vediamo di che cosa si tratta. Scegli o fai scegliere dal pubblico il personaggio che rappresenti. Ok, dopo vediamo da dove lo peschiamo questo personaggio. Adesso con Giancarlo ci occupiamo in realtà di un'altra parte fondamentale della vostra comunicazione, lo storytelling. Lo dicevamo prima col dottor Romano sul palco. Una cosa è quello che dite e come lo dite, una cosa è la scrittura, la preparazione di un testo. Anche questo è un aspetto fondamentale, perché se non arrivate pronti con un testo non vi sentite sicuri. La preparazione del testo ha due funzioni, ma la principale è veramente quella di toglierci l'ansia, ok? Perché se sappiamo che ci siamo preparati, abbiamo un terreno di gioco nel quale noi siamo i principali conoscitori, ok? L'altra funzione ovviamente è studiare il testo in maniera strategica, con un'intenzione che non è solo più quella che metto sul palcoscenico quando faccio public speaking, ma è anche quella di come chiedo le cose, come le comunico. Allora, qui c'è un acronimo, CROW, vedete che c'è il corvo, CROW in inglese significa corvo, ed è un acronimo facile da ricordare proprio per questa immagine. È una cosa che si usa a teatro, in particolare nell'improvvisazione teatrale, e che definisce 1, 2, 3 e 4 cose. Vuoi leggerle tu? Come sei con l'inglese? Ci proviamo, vai. C, character, Okay. R, relationship, O, objective e W, where. Where, esatto. Sono quasi un po' le domande che si fanno i giornalisti, no? Come, dove, quando, perché e chi. Più o meno. Qui le abbiamo riassunte però in character, che è il personaggio. Chi è il personaggio? Relationship, che relazione ha con lo spazio, con le persone che ha a fianco? Qual è il suo obiettivo, objective? Cosa sta facendo lì? E dove si trova? Quando voi costruite un testo, la prima cosa che potete dare è quella che viene definita a teatro una piattaforma comune con il pubblico, cioè condividiamo queste informazioni. Allora, adesso andiamo a vedere dove peschiamo il personaggio del nostro Giancarlo. Questo quadro lo avete visto in qualche modo nei suoi personaggi distribuiti tutti attorno a questo stand della Regione del Veneto. È un quadro molto bello, qualcuno di voi forse l'aveva già
lo conosceva già, vero? Vedo sì, qualcuno che dice di sì. Che cosa ci interessa fare in particolare in questo quadro? Scegliere, nel quadro di Seurat, un personaggio, magari lo scegli tu o decidi se farlo scegliere a qualcun altro e poi creare una storia. Lo farei scegliere a qualcun altro. Ma sei un grande, un applauso a Giancarlo, ma scusate. È venuto sul palco e fa pure scegliere il personaggio. Allora, diteci un po', chi volete che lui sia di tutti questi personaggi che abbiamo qua? Forza e coraggio, così sfruttiamo il nostro tempo al massimo. Abbiamo diversi personaggi, ci sono delle donne, ci sono degli animali, degli uomini sdraiati, qualcuno in piedi, c'è un albero, c'è un po' di tutto. Là in fondo c'è un intervento ma non sento la voce. Vieni pure avanti, sì. Ciao, e quello sdraiato col cappello? Quello sdraiato col cappello. Questo qui? Sì. Ok, fantastico. Allora guardatelo bene. Allora dobbiamo decidere chi è questo personaggio, che lavoro fa, ad esempio, ok? Ce lo dite voi? Che lavoro fa? Perché tu dovrai scrivertelo, Adesso ti do, c'è la penna lì, puoi lasciare un attimo il microfono, ti do anche la cartellina così sei più comodo. Facciamo prima, secondo me, se te lo scrivi, bravo. Ok, allora aiutiamo Giancarlo, dobbiamo anche un po' accelerare i tempi, per cui che mestiere fa questo personaggio? Guardate come è vestito. Possiamo inventare qualsiasi cosa, Fa lo scrittore, molto bene. Allora, fa lo scrittore, come si chiama? Un nome? Paolo, va bene, Paolo fa lo scrittore. A cosa sta pensando? Vi viene in mente? Guardate l'espressione del viso, la postura, Sicuramente se hai scelto quel personaggio perché ti piace come... Secondo me sta pensando a cosa scrivere, non so. Ma la cosa funziona molto di più se siamo precisi. Più siamo precisi, più funziona la comunicazione. Quindi un pensiero proprio. Sta cercando di scrivere su cosa? Su quale argomento? Sta riflettendo su cosa scrivere perché lui sta scrivendo un libro Di quale passione? Di cosa è appassionato? di macchine, no. Non ho sentito, scusa. Della natura. Sulla natura, ok. Scriverà un libro sulla natura. Perfetto. Qual è il suo obiettivo? Quindi scrivere un libro, ok? Puoi scrivertelo Giancarlo, perché abbiamo anche qual è il suo obiettivo. Quindi si trova lì per cercare un'ispirazione, ok? Cosa prova dentro di sé? Che sentimento ha? Questo me lo dici tu perché ce l'hai vicino. Che sentimento prova? Potrebbe essere allegro, triste, rasserenato, qualsiasi cosa. Rasserenato? Ok, rasserenato. Adesso ti invito a lasciare la penna, a prendere il microfono e a tenere la cartellina. E ci dirai, leggendo le cose che hai scritto, ok? Non è una cosa difficile. Tu leggerai dalla prima, domanda all'ultima chi è questo personaggio, ci racconti chi è. Prova a riassumerlo, vai. Allora, in questo quadro abbiamo Paolo, che è il nostro scrittore. Allora, Paolo lo vediamo così perché sta pensando e pensa a cosa scriverà nel suo prossimo libro sulla natura. E lui è in questo stato, è rasserenato, è felice, è contento di stare in mezzo alla natura perché sono delle emozioni piacevoli che prova e per questo ci scrive un libro. Ok, perfetto. Allora, fino a qui abbiamo parlato di Paolo in un modo abbastanza, diretto, quasi una cronistoria abbiamo fatto, no? Abbiamo dato degli elementi, però non abbiamo creato una storia su di lui. Io adesso vorrei che tu diventassi Paolo e ci raccontassi Paolo, cioè te stesso, in prima persona, sempre seguendo questo ordine. Ok, vediamo cosa cambia. Innanzitutto cerca di interpretarlo, per cui se sei felice, se sei rasserenato, la voce dovrà essere felice e rasserenata. Se hai questa postura così tranquilla, prova ad assumerla anche sul palco da in piedi. Adesso sei lui che si è alzato, ok?
e poi cerca di interpretare quello che c'è scritto lì. Vuoi scrivere un libro? Cosa significa per te fisicamente? Come ti cambia questa cosa? Cosa diventi grazie a questo obiettivo? In prima persona, vai. Sono Paolo e sono uno scrittore e sto pensando a cosa scrivere nel mio prossimo libro che parlerà della natura. E questo perché la natura mi fa pensare alla mia ragazza che mi rende felice, e come la natura, come in questo luogo sono felice perché è pieno di persone, e mi rende felice anche la mia Fantastico. ragazza. Un applauso anche a Giancarlo, perché c'è un leitmotiv, si chiama leitmotiv questo, nella narrazione, cioè è la ragazza che torna. Beh, mi piacciono questi uomini che vengono sul palco e confessano un sentimento d'amore, mi piace. Non ce l'hai? Vabbè, ma la troverai presto, perché sei una persona dei buoni sentimenti, ok? Poi farai lo scrittore, sai che gli uomini scrittori attraggono molto le donne intellettuali, ok? Allora, facciamo un esercizio diverso. Partiamo dal fondo, partiamo dal sentimento, però stavolta lo fai guardando il pubblico e senza leggere, e mi dici come stai, in una frase sola, ok? Vai. Senza dire chi sei, vai. Io sono rasserenato. Bam. Ok? Fammelo ancora più stentoreo, come se fosse una cosa autorevole stavolta. Io sono rasserenato. Cioè, se uno inizia così il discorso, cosa succede dentro di voi? Vi incuriosisce di più, giusto? Io sono rasserenato. E perché? Giusto? Segue una domanda. Perché? Chi sei? Cosa fai? Scateno una serie di domande. Se invece io inizio dicendo ciao, sono Paolo, faccio lo scrittore, ok, forse mi basta. Se io parto dal mio sentimento, come sto, e lo dico chiaramente, aggiungo qualcosa subito. Siete d'accordo? Funziona? Allora, adesso andiamo invece alla domanda 3. A cosa sto pensando? E dimmi solo a cosa stai pensando, guardando loro. Sto pensando a cosa scrivere nel mio prossimo libro sulla natura. Però non mi dire sto pensando a cosa scrivere, perché sennò stai facendo narrazione su di te. Potresti dirmelo con una domanda che fai a te stesso. Penso cosa ci sarà nel mio prossimo libro. Prima mi hai parlato della natura, guarda la 3, che cos'era? Ok, la natura, quindi togli il penso e portami la natura. Fai la domanda, vai. Come l'hai fatta prima, senza penso? Vai col microfono che sentano anche gli altri. Non saprei come porre la domanda. Adesso ci arriviamo. Allora, tu hai iniziato dicendo sto pensando di scrivere un libro sulla natura. Togli sto pensando di scrivere e parlami della natura. Scriverò un libro sulla natura perché mi rasserena, mi fa sentire felice. Ok, però era a cosa sto pensando. Quindi potrebbe essere io sono rasserenato e senza dire sto pensando a, dico già al pubblico la natura. La natura è qualcosa su cui scrivere un libro. Ok? Quindi non dico che sto pensando, ma è chiaro. Se tu fai così e me lo fai vedere, io so che tu stai pensando a questo. E il tuo corpo e il modo in cui dici le cose mi dicono già una parte del testo. Vai, prova a rifarlo tu. Sono rasserenato. La natura mi rende così. E penso proprio che ci scriverò un libro. Boh, già stiamo andando molto bene. Adesso facciamo la relazione con gli altri. Scrivo questo libro perché la motivazione, diciamo, ok? Quindi qual è l'obiettivo? Penso proprio che scriverò questo libro per far sentire agli altri come mi sento quando sto con la natura, quando sto con la mia ragazza. Ok, allora togli anche qui il penso proprio che e di l'obiettivo. Perché scrivi questo libro? Perché la natura? Scrivo il libro perché la natura mi fa sentire bene, perché mi fa sentire felice come la mia ragazza. Ok, adesso andiamo invece al punto 1. Chi sono?
Io sono Paolo e faccio lo scrittore. Stop. Allora, abbiamo invertito completamente il testo, lo vedete? Sono rasserenato. La natura mi rende rasserenato. La natura è qualcosa su cui scrivere un libro. Parlare della natura ci rende tutti migliori. Sono Paolo, sono uno scrittore e se scriverò qualcosa sarà sulla natura. Com'è rispetto a prima? Non so il tuo nome, ce lo dici? Shine, come il raggio di sole. Shine, fantastico. Ti piace di più? Visto che sei tu che ci hai dato prima gli input, ti convince di più così? Allora, cosa abbiamo visto insieme a Giancarlo? Che una cosa è dire in maniera diretta quello che pensiamo e un'altra è costruirci sopra un editing, si chiama, ok? La costruzione di un testo che ha un incipit, un corpo e un finale. L'incipit è l'inizio dove io metto ho una domanda, cosa sono qui a fare? Se vi dico così vi incuriosite, se vi dico sono rasserenata vi incuriosite, se vi dico ciao sono Desiree, no, giusto? Dopodiché nel corpo metto quello che è la mia trattazione, il mio tema, il mio obiettivo. Il finale lo costruiamo spesso come una call to action. Allora ti faccio fare l'ultima cosa. Una call to action è una chiamata al pubblico. Potresti fare una domanda sull'importanza di scrivere un libro sulla natura e ribaltare la palla su di loro. Proviamo. Non è facile, stiamo facendo una cosa molto difficile con Giancarlo. Vai. Solo il finale. E voi lo scrivereste un libro sulla natura? Fantastico. Ci siamo? E voi lo scrivereste un libro sulla natura? Può essere una sfida, ma anche un invito. E voi lo scrivereste un libro sulla natura? Come cambia? Ok, grazie Giancarlo, ci salutiamo, un grande applauso anche per lui. Mi prendo giusto un minuto per fare la conclusione di questo nostro appuntamento di oggi. Perché? Vediamo un po' se riusciamo. Perché la cosa di cui vi ho parlato oggi in realtà non è solo il public speaking, ok? Non è una tecnica. Io vorrei che vi portaste a casa la tecnica, che sono tutte le cose che abbiamo visto insieme e grazie veramente a chi si è prestato a questo laboratorio, ma che vi portaste a casa un concetto. Quando voi parlate con qualcuno lo fate per relazionarvi. Allora ci sono alcune cose che dovete fare, altre no. I 5 consigli che vi voglio lasciare non sono solamente dei consigli tecnici, ma sono dei consigli che hanno a che fare con il vostro modo di vivere voi stessi e con le parole, con il vostro spazio nel mondo, la vostra bolla, ok? Il vostro diritto ad essere presenti e a dire la vostra. Questo sempre con una tecnica, quella dell'assertività, se volete andare a vedere bene di cosa si tratta, che significa parlare con gli altri in modo da affermare se stessi, ma al tempo stesso avere molto rispetto dell'interlocutore. Voi potete dire qualsiasi cosa, anche discutere con un insegnante del fatto che non siete preparati oggi per una interrogazione. Se non avete avuto modo di prepararvi, potete dirlo all'insegnante. L'importante è sapere come farlo. Qualsiasi cosa si può dire quando si è fatto un errore, quando si è in difetto, quando si ha provato un sentimento non bello per gli altri. Voi potete dirlo. L'importante è sapere come farlo. Quindi, l'assertività, avere una vostra, affermazione di voi, ma con rispetto dell'interlocutore. Non nascondetevi. Il palcoscenico è il luogo della fragilità. Se io vi faccio vedere che è tutto perfetto, non vi interessa quello che faccio. Vi è interessato molto di più vedere gli errori, è vero o no? Abbiamo imparato molto di più e hanno imparato di più i ragazzi quando sbagliavano e rifacevano. Quindi siate consapevoli e rilassati su quello che sbagliate, perché vi serve. Ecco i miei consigli. Allora, innanzitutto, visualizzate voi stessi come capaci di fare una cosa. Il non sono bravo in matematica, se ve lo ripetete continuamente, sarà sempre così. Il dire non vado sul palco perché sennò arrossisco, vi blocca. Visualizzate voi stessi come capaci di andare su un palcoscenico e vedrete che già la sera prima, il giorno prima dell'interrogazione, ok? Guardatevi proprio, io mi sono figurata come sarei stata, mi sono fatta dare le foto del posto. Questo funziona,
visualizzare. Poi siate autentici perché voi non siete l'amplificatore di qualcun altro, ma di voi stessi. Il vostro corpo è un amplificatore. Cercate di usarlo, ovviamente, con rispetto prima di tutto verso di voi. Parlate positivo. Quando qualcuno sparla di qualcun altro, quando qualcuno si lamenta, siete contenti di ascoltarlo? È un modo per non farsi ascoltare. Parlare positivo vuol dire cercare di mettere sempre una benzina, un'energia pulita nel clima della conversazione di gruppo. Ok? Quindi parlare positivo vuol dire metto del buono in quello che sto facendo. Ascoltare il pubblico. La prima cosa è ascoltare gli altri per essere ascoltati. Un ascolto attivo, che non significa sto lì e subisco. Ascolto per poter dire, in dialogo, aver rispetto di quello che mi stanno dicendo e rispondere in maniera coerente. E poi l'ultimo è mettersi in gioco. Io ringrazio tantissimo davvero i ragazzi che sono saliti sul palco perché non è facile. Vorrei salutarli ancora con un applauso perché hanno sciolto un pochino l'iceberg, no, del public speaking. E l'ultima cosa che non c'è scritta, ma ve la dico, è divertitevi. Parlare in pubblico è divertente. Fatelo in questo modo, fatelo con delle tecniche, fatelo come se fosse uno sport, allenatevi a non aver paura di manifestarvi. Grazie e buona giornata, buon Giovo Oriente a tutti.